Sono Anna Alba, la giovane sindaco del comune di Favara. Io sono Cristina, arrivo qua a Farm nel maggio del 2016 dopo aver conseguito un master in fotografia e design visivo presso la Napa di Milano. Io sono Antonio Alba, insieme alla mia famiglia, mia sorella, mio cognato, mia mamma, abbiamo deciso di aprire la prima struttura ricettiva nel 2004. Nel 2008 abbiamo aperto l'albergo con annesso ristorante. A breve apriremo la nuova struttura alberghiera. Sono Rosario, sono di Favara e lavoro qui a Farm Cultural Park da 2-3 anni. E lavoro qui appunto con Farm, con questa bellissima famiglia, bellissima squadra, per cambiare, diciamo, il destino di questa nostra città. Sono Francesco Gatti, sono un architetto di Roma e 12 anni fa mi sono trasferito a Shanghai dove ho aperto il mio studio di architettura e sto valutando l'ipotesi di venire a vivere proprio qua a Favara. Io mi chiamo Nicola Costanza, sono nato a Favara un po' di anni fa, faccio l'imprenditore edile elettromeccanico. Mi chiamo Simona Tomarchio, sono di origini siciliane, sono qui a Favara per un progetto di ricerca, un dottorato di ricerca in antropologia sociale all'Università di Lisbona in collaborazione con la City University di New York. Sono Piero Patti, sono del qua di Favara e stiamo lavorando qua nel cortile Bendivegna in collaborazione con la Farme. Sono Viviana Giglia di Favara, 25 anni, sono laureata in lingue all'Università di Catania, ho risposto alla call di Farm e quindi sono una volontaria Farm per 4 mesi. Sono Lillo Giglia, sono un architetto e sono di Favara. Ho deciso di rimanere in questa nostra città per dare un contributo a livello anche culturale, proponendo un'architettura contemporanea ai miei cittadini. Mi chiamo Carmelina, abito ad Aragona, sono nata negli Stati Uniti da genitori siciliani e circa 20 anni fa i miei genitori hanno deciso di ritornare nel loro paese natale. Allora, io mi chiamo Giovanni Sciabica e questo posto qua, Bellamé, Pizzeria Bellamé, l'abbiamo ereditato da mio papà perché lui abitava qua. Il mio obiettivo qui è, occupandomi di un tema, di un macro tema che è quello della mafia, capire quali sono le dinamiche culturali e sociali che si sono instaurate nel territorio di Favara, soprattutto dopo la creazione della Farm. Allora, in questo momento il mio obiettivo più importante è quello della realizzazione come persona. Il mio obiettivo personale è quello di dare una serenità alla mia famiglia. L'obiettivo, diciamo, più importante credo sia svolgere la mia professione, quindi diventare un architetto. Grazie alla comunità di Farm Cultural Park, dal 2013 ad oggi sto seguendo un sogno, e il sogno è quello di raccontare le cose belle che stanno accadendo nel sud Italia e in Italia grazie all'innovazione, e questo è avvenuto proprio all'interno dei 7 cortili. Grazie a un libro, quello di Riccardo Luna, Cambiamo Tutto, che ho conosciuto proprio qui, e quel libro, questa comunità mi ha cambiato la vita. L'essere felice, quello che sia un obiettivo personale abbastanza importante, non so sinceramente come, non c'è una strada unica, come raggiungere, insomma, credo sia molto importante essere sempre molto onesti con se stessi, impegnarsi in quello in cui si crede e circondarsi di belle persone.
Favara è un territorio particolare perché è un paesino piuttosto piccolo comparato ad altre realtà siciliane, che però è stata la sede, la culla, il nido di grandissimi latitanti di mafia, in una realtà in cui apparentemente non accadeva nulla. Però io ho iniziato già a intervistare delle persone e nella maggior parte dei casi, insomma, le risposte che mi sono state date dai favaresi che conoscono questa realtà da tempo erano appunto la descrizione monocromatica di una città grigia, di una città morta, in cui a una certa ora della sera c'era il coprifuoco, i bar frequentati soltanto da uomini e una certa chiusura, quindi una realtà piuttosto statica che si autoalimentava senza grandi innovazioni. Da favarese vi posso assicurare che qualche anno fa io non sarei mai voluta restare qui, non uscivo qui nemmeno il sabato sera perché non c'era nulla da fare. Prima le persone non venivano qua a Favara, nessuno conosceva Favara, ora il mondo si sposta per venire a visitare Favara. È una cosa bellissima, chi non la vive forse non riesce ancora a capire o percepire quello che succede a Favara. Però vedere tante persone che parlano diverse lingue nel mondo, vedere tante persone che si complimentano con noi per quello che c'è a Favara è qualcosa di veramente di meraviglioso. A Favara sta succedendo qualcosa di straordinario. È veramente strano quello che sta succedendo, veramente incredibile. È una rivoluzione culturale. La spinta di Andrea Bartoli ha creato a Favara degli stimoli nuovi, inaspettati, inusitati. Ci ha dato a tutti la forza di, come dire, guardare dentro e dare una mano, di creare comunità, di far sì che ognuno di noi potesse dare meglio di sé. La Farm era poco conosciuta dai favaresi e veniva conosciuta in tutto il resto del mondo. Poi piano piano siete riusciti a mandare questo messaggio e a vedere come si è estesa a macchia d'olio. A Favara mi invitarono per fare una conferenza non mi ricordo se 3-4 anni fa, e in questi anni devo dire che è cambiato parecchio perché è stata coinvolta proprio tutta la città, mentre prima si vedeva questo fermento un po' racchiuso qui nella Farm. Adesso vedo che proprio intorno alla Farm stanno nascendo un sacco di nuove realtà. Questo impulso, questa idea, questo rinnovamento, questa forza che arrivava da questo mondo ci dava a noi, a me, a mia moglie e altri amici, lo sprone di fare qualcosa anche noi per Favara. A Favara è accaduto, diciamo, qualcosa di scioccante. Nulla era possibile se non fosse, diciamo, stato già fatto, stato già provato, e non era possibile uscire fuori dal seminato. Io da favarese posso dire che a Favara sta accadendo una rivoluzione perché dal 2010, quindi da quando è sorto Farm, in mezzo a queste macerie, è davvero una rivoluzione, è cambiato tutto. A Favara sta succedendo ciò che dovrebbe succedere in ogni parte del mondo. La mentalità dei favaresi. Favara non è più il paese da cui si scappa, da cui si va via, da cui si pigliano armi e bagagli e si emigra. C'è un forte senso di solidarietà, c'è una sana competizione, una sana voglia di far crescere la propria città. Quello che sta accadendo adesso invece sono dei piccoli shock di cambiamento che la città di Favara e i favaresi subiscono grazie appunto a tutta una serie di iniziative che si sono innescate in seguito alla creazione di questo grande progetto che è Farm Cultural Park. Un cambiamento che ha portato innovazione all'interno di un territorio che ne aveva fortemente bisogno. Sta succedendo qualcosa di assolutamente inedito. I giovani che vivono Favara per la prima volta nella storia hanno trovato qualcuno che li potesse ascoltare. Chi ascolta i giovani al giorno d'oggi? Chi gli chiede che cosa vuoi fare tu nella tua vita? E qui hanno trovato un luogo
molto friendly, molto amichevole, dove si sono potuti esprimere liberamente. Quindi qui dentro i ragazzi non vengono visti come il problema di disoccupazione, ma vengono visti come la risorsa per il luogo. C'è un'energia, una forte energia, giovani, sembra di stare in un posto come Berlino che non ti aspetteresti mai di trovare in mezzo alla Sicilia. Per lo più sociale, soprattutto di apertura mentale. L'altra sera, sabato sera, ero qui insieme agli altri della Farm. Mi ha dato una gioia infinita vedere delle signore arrivare qui con un viso pieno di sorpresa, quasi per dire: non credevo che a Favara potesse accadere una cosa del genere. Una cosa bellissima è conoscere tantissime persone che arrivano qui a Favara. Credo che in realtà il cambiamento più forte sia nelle persone, si deve cercare proprio nella mentalità delle persone, che è totalmente diversa. Cambiata in primis la percezione che noi stessi abbiamo del posto in cui viviamo. Secondo me questo posto negli anni a venire sarà proprio un magnete che attrarrà tutte le energie più positive dell'Europa, del mondo, quindi non solo gli artisti, ma volendo anche chi vuole investire, non so, nel campo immobiliare. Credo che tutto salirà di valore qua, partendo proprio dalla cultura. Durante tutta l'estate qui sono arrivati turisti da tutto il mondo, spagnoli, francesi, inglesi, e magari una decina d'anni fa nessuno avrebbe mai pensato che un turista sarebbe arrivato a Favara. Ma io ero abituato ad andare fuori per attivare il mio processo di conoscenza, invece tutto questo oggi accade qui a Favara, cioè vengono a casa tua, e questa è una cosa bellissima e straordinaria che sta accadendo. Sì, dobbiamo guardare indietro, ma non tanto indietro, quindi parliamo 7 anni fa, prima dell'evento della Farm. Il cambiamento è un cambiamento economico di notevole importanza, visto che l'economia di Favara stava attraversando un periodo molto fermo, non conosceva il turismo e non si vedevano sbocchi all'orizzonte, quindi il cambiamento è un cambiamento economico, ma poi con il passando degli anni si nota anche un cambiamento culturale, anche se poco, però un cambiamento c'è nei bambini, nelle persone, e spero che questo cambiamento continui, perché la crescita di un paese, di una civiltà, è proprio la crescita culturale. Ma il cambiamento più significativo è la fiducia dei cittadini, nella fiducia di cambiare le cose, cioè la consapevolezza e la forza di dire è possibile cambiare le cose attraverso il sacrificio, l'impegno, la volontà. Credere in se stessi, ma come comunità, come cittadini. C'è qualcuno che crede che Favara possa scrivere delle pagine di storia.